Euroregione.news. Fiera dei Santi 2023 a Rivignano si è conclusa anche quest'anno riscuotendo un successo strepitoso, nonostante l'allerta rossa per il meteo dall'inaugurazione del 31 ottobre col presidente della regione Massimiliano Frederica, alla chiusura del 5 novembre col Festival Mondiale della Canzone Funebre con la vice sindaco reggente Vanessa Vello. Una marea di gente si è trovata per le strade e le piazze del centro a seguire gli eventi. Una fiera lunga, molto ricca, l'abbiamo raccontata in questi giorni. Chi è venuto a visitarci davvero ha potuto toccare con mano questa magnifica realtà che è la realtà della Fiera dei Santi di Rivignano. Un grazie di cuore anche alle forze dell'ordine, ai carabinieri, alla polizia locale, agli operatori sanitari sempre presenti per naturalmente tutelare l'incolumità delle persone e dei visitatori. Grazie di cuore a tutti. Avrò certamente dimenticato per la stanchezza qualcuno, ma nel mio cuore ricordo davvero tutti quanti per il grandissimo lavoro, dagli amministratori comunali ai dipendenti del comune che per mesi davvero hanno lavorato con grande impegno all'organizzazidel di questa grande manifestazione. E voglio davvero ringraziare di cuore tutti, anche i cittadini del nostro comune, del centro di Rivignano, che hanno sopportato anche qualche piccolo disagio che naturalmente una grande manifestazione, un grande evento come la Fiera dei Santi di Rivignano può comportare. Quindi è un risultato corale, è un risultato di tutti, davvero raggiunto tutti insieme con grande amore, con grande collaborazione. Grazie a cuore di tutti, è un risultato della comunità di Rivignano Teore. Sono iniziative che rafforzano le radici ma anche hanno un richiamo importante perché rappresentano quello che è il nostro territorio, le tradizioni del nostro territorio, rappresentano un pezzo di economia perché sicuramente ci sono anche questi aspetti da considerare e devo fare anche i complimenti perché qua c'è anche tutta un'organizzazione, una presenza di volontariato che non è indifferenza e che testimonia la forza del volontariato nella nostra regione. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.